Serie B-Win, tutti i colori della passione. La 22esima giornata del campionato di Serie B-Win, il primo del girone di ritorno, propone la sfida all'Olimpico di Torino tra il Torino capolista di Giampiero Ventura, raggiunto dopo la vittoria contro la Nocerina dal Sassuolo, con l'Ascoli ultimo in classifica, 15 punti per la formazione di Massimo Silva, penalizzata anche con 7 punti. Prima dell'inizio della gara un minuto di silenzio per le vittime dell'incidente che ha coinvolto la nave da crociera al largo dell'isola del Giglio. Si può cominciare con il Torino che deve fare a meno degli squalificati Iori ed Ebagua e dunque opta per un 4-3-3 con Stevanovic e Antenucci ai lati di Rolando Bianchi, ma la prima palla gol potenziale è per l'Ascoli con questo grande intervento in chiusura di Di Cesare su Papauaigo, messo davanti al portiere da un colpo di tacco illuminante di Soncin. La risposta del Toro con Rolando Bianchi a secco di reti da 3 mesi che di testa impegna a terra Guarna. Poi al 19esimo arriva questa grandissima giocata da parte di Mirko Antenucci, che trova il suo terzo gol in campionato, controlla e piazza la palla sul palo più lontano dove Guarna non può arrivare. Una rete splendida per l'ex di turno, lui che ha vestito la maglia del Ascoli 2 stagioni fa. La risposta immediata dopo 8 minuti porta alla rete, la prima in campionato da parte del difensore ascolano Ciofani. Botte risposta dunque tra Torino e Ascoli, qui distrazione fatale per la retroguardia granata. Coppola non può nulla sul tiro ravvicinato del difensore bianconero. È un Torino però che prova con Antenucci a tornare avanti e qui Rolando Bianchi mostra tutte le sue difficoltà del momento, spedendo fuori la palla da posizione davvero invitante. Errore incredibile per il capitano del Toro, del quale si parla a proposito di una possibile cessione alla Samp in cambio di Pozzi. Ancora lui cerca il colpo di tacco, Faisca va a chiuderlo. Questa è l'ultima emozione di un primo tempo che vede un Torino comunque poco brillante nella manovra. L'arbitro Palazzino di Ciampino dà via alle ostilità. Per quello che riguarda il secondo tempo, Giampiero Ventura, che oggi festeggia 64 anni, prova a spingere i suoi. Bascia dopo 2 minuti prova a scaldare le mani di Guarna, che qui non fa una gran bella figura, gli va anche bene perché non trattenendo la sfera questa si perde sul fondo. Esce un deludente Stevanovic, al suo posto l'uruguaiano Surraco, che rischia di diventare protagonista pochi istanti dopo il suo ingresso in campo. Qui Vives lavora il pallone sulla sinistra, va a cercarlo sul secondo palo, sfera leggermente mal calibrata. Poi ancora Antenucci riceve da Surraco e qui con la complicità di Guarna al 66esimo riporta avanti il Torino, ma Ventura è una furia con i suoi giocatori, ma subito a dare istruzioni. Rivediamo il destro incrociato, molto bello comunque di Antenucci, però decisiva anche la mancata parata da parte di Guarna. Torino che chiaramente ha molti più spazi per colpire in contropiede. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione Di Cesare viene fermato dalla traversa, allora Silva sa di dover rischiare qualcosa di più, toglie Gazzola a centrocampo, inserisce una punta come Beretta, ma è il Torino ancora con Antenucci a sfiorare il tris, tiro di mezzo esterno che fa la barba al palo. Si vede poco l'Ascoli, qui Soncin prova a pescare Papauaigo, tiro respinto a mani aperte da Coppola e poi sbaffo che trova anche una deviazione, non c'entra il bersaglio per questioni di centimetri. Scampato pericolo per il Torino che si può rigettare in avanti nel finale con Bascia, qui tiro cross che va a pizzicare la parte alta della traversa, un'opportunità abbastanza casuale per lui, che poi va a mettere in movimento Surraco al 91esimo nel primo di 3 minuti di recupero. Pallone sul fondo, il Toro non chiude la gara ma porta a casa comunque 3 punti importantissimi che le permettono di riguadagnare la vetta solitaria della classifica e di ritrovare una vittoria che ormai mancava da 3 turni.